Ciao Alessio, ti commento questa partita. Allora, andiamo a vedere, l'hai giocata con il nero di 4 di 5 apertura di donna. Cavallo C3, allora, cavallo C3 è definito un errore posizionale, nonostante ci siano aperture recenti, che tra l'altro è anche uscito da poco il corso sull'Accademia su come giocare il Giobava London System, dove la seconda mossa si gioca cavallo C3. Però perché è una piccola imprecisione a livello posizionale, se lo vai a chiedere a qualsiasi grande maestro ti farà un brutto gesto dopo cavallo C3, è perché semplicemente nelle partite di donna il pedone C è importante sia per il bianco ed è importante sia per il nero. Nel momento in cui lo vai a bloccare mettendoci davanti un cavallo è la fine, perché il pedone C è importantissimo, perché permette la fuoriuscita della donna su questa diagonale. Guarda quante caselle libere ha la donna in questo momento e guarda quante caselle libere ha la donna dopo la spinta del pedone C. È chiaro che nel momento in cui giochi il cavallo C3 hai un pochettino tappato tutto il gioco. Ora, se si vuole andare a giocare il Giobava London System con alfiere F4 va bene, ma non è il caso. Anzi no, è proprio il caso di questa partita tra l'altro. Ok, come non detto, a 6 va benissimo per evitare questo giochino, ottimo. Cavallo F6, alfiere B4. Allora, alfiere B4 ti dico dopo perché non mi piace tantissimo. Cavallo C6 qui diciamo hai cambiato il favore, hai ricambiato il favore e ti sei lasciato il pedone C a casa, mentre il pedone sarebbe meglio spingerlo e poi metterci dietro il cavallo. Tant'è che pedone C5 è la prima scelta del motore, quindi ricordati, nelle aperture di donna di 4 di 5 il pedone C va spostato, poi si mette dietro il cavallo. Nel momento in cui fai questo hai fatto il suo stesso errore, la regina ha poche case dove uscire, mentre dopo C5 la regina ha molte più case dove muoversi. Quindi diciamo noi dobbiamo cercare di dare la massima gittata a ogni nostro singolo pezzo. Qui giochi diciamo un cavallo C6 e qui catturi il cavallo. Allora il motore dice mossa buona, ma ti dico perché non mi fa impazzire per nulla questa mossa. Allora, tornando indietro, tu hai deciso di tenere una struttura pedonale di pedoni che sono su caselle chiare. La scacchiera è divisa in caselle chiare e caselle scure. E tu hai alfieri che controllano caselle scure e alfieri che controllano solo caselle chiare. Quindi uno che si muoverà sempre solo sulle case scure e uno che si muoverà sempre solo sulle case chiare. Nel momento in cui perdi volontariamente o per altre ragioni uno dei tuoi alfieri, tu stai dicendo al tuo avversario che a parte la regina non ci sarà più nessun altro che controllerà le diagonali scure, quindi inizia ad indebolirti sulle diagonali scure. Per esempio non potrai mai mettere la regina in D6 perché c'è il suo alfiere, quindi andare a perdere così un alfiere senza alcuna ragione non mi fa impazzire. In più hai una catena pedonale su casa chiara e ti sei lasciato con l'alfiere chiaro che va a sbattere contro la tua stessa catena pedonale. In genere, quando si ha una bella catena pedonale, bella strutturata, è preferibile rimanere con l'altro alfiere, perché l'altro alfiere non va poi a cozzare con la tua catena pedonale e quindi si muove in caselle contrarie. Ok, ricordati questa cosa qui, questo è il principio dell'alfiere buono e dell'alfiere cattivo. All'interno dell'Accademia c'è una lezione intera, un capitolo intero su questo argomento, ti consiglio di andartelo a vedere. Ok, qui giustamente vedi che qui vuoi sviluppare l'alfiere, ma che cosa fa l'alfiere da D7 che non fa in C8? Sì, ho messo in comunicazione la donna con la torre, ma anche questa mossa non è che mi fa impazzire, piuttosto arrocco, poi questo si vedrà come farlo uscire. Ok, qui ci è tenuto a sviluppare tutto. Ecco, l'unica cosa che non mi piace di questa mossa è che dopo donna E7 c'è un piccolo attacco a raggi X su C7, ma dato che ho già dato un'occhiata alla partita ho visto che vuoi fare arrocco lungo. Ora, qui secondo me, senza proprio alcun dubbio, l'arrocco corto è preferibile. Allora, in genere, così, spannometricamente parlando, l'arrocco corto è sempre preferibile. In questo caso lo è ancora di più. Per quale ragione? Uno, dopo arrocco corto hai il cavallo che è difensore del re, quindi quando hai il cavallo difensore dell'arrocco va benissimo.
Dopo il rocco lungo, non solo lui ha già la colonna B aperta pronto per attaccarti, ma non lo vedo così tanto al sicuro il re. Ci sono possibilità di sacrifici, può organizzarsi molto facilmente, è molto più facile per lui attaccarti sul rocco lungo. E infatti questa è un'imprecisione. Questa mossa porta il bianco ad avere un buon gioco. Qui sicuramente C5 e poi andare a giocare. Ok, qui lui cambia i pezzi. Ok, C5 è giusta. E ora è molto difficile capire come giocare. Qui quello che bisognerebbe fare, come in tutti i casi di arocchi contrapposti, è cercare di lanciare subito i tuoi pedoni, quella cosa che ho visto fare. Forse più che H6, forse sì, sì, qui volevi giocare G5. È difficile, ora non ci sono pezzi per giocare. Questo alfiere abbiamo capito che non gioca e non giocherà mai, quindi forse piuttosto cercare di cambiarlo con questo. Il cavallo sembra che non abbia granché da fare. Una regina al momento immobilizzata e due torri che non hanno colonne dove uscire. Il gioco ora è molto più facile per il bianco che ha già subito target d'attacco e può sicuramente triplicare i pezzi pesanti sulla colonna B. Ok, qui porti avanti il cavallo e ripeto, ti capisco, sembra che non ci sia nulla da fare con il motore consiglia torre in H va in G8 per cercare di supportare un po' la spinta di questi pedoni. Ah ok, beh, qui c'è un errore, ok, sì, non l'avevo visto. Sì, qui questo cavallo non si può portare avanti perché c'è la scoperta. Ok, va bene. Qui vai sotto della qualità. Qualità vuol dire quando sei in parità di materiale, cioè tu hai una regina, lui è una regina, tu hai una torre, lui è una torre, ma a un certo punto il tuo avversario ha un pezzo pesante e tu hai un pezzo leggero, quindi si dice che lui è in vantaggio e ha la qualità. È molto difficile ora da giocare la partita, è difficilissima, però l'alfiere può tenere contro una torre. Qui secondo me te la giochi bene, anche lui si gioca male le sue carte, avrebbe potuto attaccarti molto prima. E niente, poi a un certo punto, visto che ti regala praticamente una torre per una svista, quindi mai mollare perché la svista è sempre dietro l'angolo. Ok, quindi che cosa ci portiamo a casa da questa partita? Nelle partite di donna D4, D5, a differenza di quelle 4 e 5, il pedone C è fondamentale, mai metterci il cavallo davanti. Guarda, se impari già solo questa lezione da questa partita, sono la persona più felice del mondo. Non, almeno quando è possibile, non dare il tuo alfiere buono, quindi quando ti sei fatto una catena pedonale su un colore, ossia su case chiare, non dare l'alfiere scuro. Anzi, se proprio devi darne uno, dai quello dello stesso colore della tua catena pedonale. E boh, questi sono stati, diciamo, gli errori strategici. Ecco, altro errore strategico è stato l'arco lungo. Quando c'è già una colonna aperta che punta verso il tuo re, non è una, diciamo, una scelta saggia. Boom, questi sono stati i tre principali errori. Quindi tappare subito il pedone C, cambiare l'alfiere buono e arroccare nella zona che era più sensibile.